Buonasera e benchiatas a Novis. Esclusione des regions in tal plan nazionale di ripartenza e resilienza, carenza dal personale sanitario, in particolare in tal settore des emergenze e incertezze normative che mette in difficoltà amministratori e cittadini. A son temi che il presidente conferenza des regions Fedriga ha affrontato questa mattina a Milano in testo relazione di virtidure dal Prim Festival des regions e des provincis autonomis. Fedriga l'ha fevelata de incertezze normative tant che di un'emergenza democratiche, citando a titolo di esempi un SO dirigente di regione che ha tre avvisi di garanzie, non perché è robata la DIT, ma perché si è relazionata con tre enti diversi che hanno detto tre robis diversi. Dopo ha presentato la domanda di rinvio di sistemi sanitari con la carenza di personale che pesa in particolare in teatri des emergenci con medici e infermieri in fuide. Dunque il passaggio sul PNRR che al può estirare la volata e crescite, ma che al può essere anche speciali differenze tra territori. Il plan, alla dit Fedriga, è stato scritto senza che in conto le regioni. Sebastiano Visintin, l'uomo di Liliana Resinovic, è stato ascoltato per onore miege in procure a Trieste. Visintin ha resvu di riferire la sua versione dai fatti su un glimucce che è stato in un scansel di abitazione che condivideva con la femmina, fatta di un fil simile a quel chiatato dal quel de femmine. Tra dis al colarà il primo anniversario di sparizione de femmine, sparite di chiesa il 14 dicembre, e chiatate furcence vite il successivo 5 gennaio in tal park dall'ex ospedale psichiatrico di San Juan. È stato un incidente stradale che stamattina a Basilian, in frazione di Visepente, una vettura in passaggio in place San Valentin di lungo statale 13 ha chiapazzato un pedon facendo lo sbalciare di 10 metri di distanza. L'uomo che ha riportato feriti e traumi, spalle e gambe, è stato restato cosciente, è stato trasportato in codice Zala all'ospedale di Udine dal personale di un'ambulanza. La Procura di Pordenone ha domandato di disporre il rimando a giudizi per Mauro Bagaggini, ex presidente di ATAP, le aziende di trasporti automobilistici provinciali. In tune note, il procuratore Raffaele Tito informa che quel che è allieve dell'amministratore ha accusato di peculate e di abusi in atti di uffici. In particolare, Bagaggini è accusato di vedoprat più di 100.000 euro aziendali per vias, ristoranti, albergs e quish varis, in più che per vedoprati il personale dipendente per fins privati. E è stata creata la nuova sede delle strutture operative complesse di ostetricia e ginecologia dall'ospedale di Udine dentro dal pavillon 7 di Santa Maria de Misericordie. I lavori, scominciati dal 2019, hanno portato a una spesa superiore a 7 milioni di euro e all'ospiterà 20 specialisti medici, 35 medici in formazione, 47 ostetrici, 29 infermieri e 21 persone a supporto. Dal 2021 Udine ha fatto segnare 1465 parts, 387 interventi di chirurgia più grande e 640 voti di chirurgia minore. Presenza a Escree il vicepresidente regionale Riccardi e anche il sindaco di Udine Fontanini, Cosentino. Bellissime giornate perché qui c'è un centro di specializzazione ginecologica e ostetrice, là che nascono i frus, no? E non è che nasce in Italia, purtroppo viene questo calo di nascitis, e allora io credo che queste strutture si aiutino, magari con il lavoro fa figli, no? Che la sanità ha fatto passi un lavoro indenante e è pronta a dare una mano, magari qualcuno che ha qualche problema. Quindi un'importante struttura per aiutare le famiglie in particolare a avere poi forze tal fa frus, ma c'è bisogno di frus. Purtroppo il Friuli ha vinto un gran scalo per quel che riguarda le nascite. E sarà creata il 17 di dicembre la mostra Il Cine di Pasolini Viodut dai manifesti che concluderà le celebrazioni dall'anno al centenario di nascita dell'intellettuale. Le opere cinematografiche di Pasolini a Glemone sarà indagate attraverso i slocandini dai sei cine stignudis in origine delle cineteche dal Friuli e mettudisi in mostre per occasione. Alle umud di Biers per contare un dei intellettuali più importanti dal Novecento, a sclarire l'assessore regionale Tiziana Gibelli, e le conclusioni degne di quest'anno di celebrazioni.
Al torneo anche che stanno il calendario di presepis Friuli Venezia Giulia organizzato dal Comitato Regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Protagoniste, c'è molto che non sclarisce il presidente Walter Pezzarini, il Gir Presepis con 167 presepis in 90 località regionali. E torna anche quest'anno la rassegna dai presepios in Friuli Venezia Giulia, il giro presepi che parte lenta a visitare i nostri paesi, potendo che di Tarvisio a Sacil a Mugge, e il Friuli è diventato un unico gran presepio. Se si vuole creare di Bessoi il percorso, si va su www.presepi.fvg, lì si costruisce Bessoi il percorso dei presepios. Le sono indicate le tipologie dei presepios e i paesi che sono, e quindi ognuno può costruire il proprio percorso. E poi l'iniziativa è da scuole elementari materni, 73 scuole hanno partecipato che stanno su un progetto sul tema il Natale di pace. Io penso che sia veramente un messaggio fortissimo che viene da soprattutto alle nuove generazioni. Sono una cinquantina gli avvenimenti che animeranno il Nadal di Aura Grau. Le sciori il programma che si invia di dicembre con l'impiamento all'Arbul a S5 dopo di misdì in Chiamp Patriarchi Elie. Il culmine e le fieste del Prindalan in Place di San Silvestri con spettacolo pirotecnico in Puer Mandracchio poco dopo la mezzanotte. Coinvolti in queste iniziative anche i comuni di Aquileie e Tierce con un diversificato giro dei presepi. Di lungo di tutto il periodo fino ai voti di gennaio, con di più i parks blu a Grau saranno gratuiti. Dopo le vittorie per squadre sfurlanis a doi di basket, la Uebige Steco Cividate ha battuto in rimonte Rimini in trasferte in Romagna con una grande prestazione dall'americano Rodney Clark, vincente 72-70. La più Old West Udin ha vinto contro Chieti, condotto di una partita clope serata in l'ultimo quarto di Mian. Miercus si giocherà a Cividale il primo story derby Furlandi a doi. E per lo signore le tutte, Gnovis, al torneo domani, sempre a Snuf, mancul vinti e sozzere. Buone serate, Reviodisi.